Ci troviamo sempre sul ponte dei Roncaietti, un punto critico per quanto concerne il fiume, e abbiamo Diego che ha un sistema per monitorare insomma, il livello fluviale, un sistema molto curioso e particolare. Come potete vedere è un filo diciamo, a piombo con una bottiglia. Ci spiega un secondo? Una bottiglietta d'acqua con il campanile, che è là così, ogni ora la mettiamo a filo d'acqua, ogni ora la tiriamo su e vediamo quanto che è aumentato oppure che... Quindi si calcola semplicemente ogni ora il filo, quanto avanza, quant'è la metratura. La mettiamo a livello e ogni ora vediamo se cresce. Diego, a che ora ha iniziato questo sistema? L'ho iniziato stamattina che erano le 8:30. Mi dà qualche dato? Fino adesso è cresciuta di un 25 centimetri. Siete preoccupati? Come vivete la situazione? L'altra volta quando ha rotto era più bassa di così l'acqua, dunque adesso si spera che gli argini tengano più che altro. Ecco. Lei ha proprio l'abitazione proprio qui accanto al fiume? Abito proprio giù a 50 metri, sulla casa gialla giù là così. Le chiedo una cosa schietta, da cittadino milanese mi sono sempre chiesto come mai abbiate scelto comunque zone così rischiose e sensibili per costruire una vita? No, io ho comprato quella casa là, che quella casa là ha la bellezza di 60 anni, dunque quando sono venuto ad abitare qua ho domandato subito, ma per caso qua acqua, c'è un anziano che abita qua, che sono 80 anni, che abita qua, ha detto qua l'acqua non è mai arrivata, ma mai al mondo, dunque sono 4-5 anni che arriva l'acqua, vuol dire che qualcosa è cambiato, non so. Si è spiegato? Io penso che sia a monte proprio, a monte, cioè dalla montagna, che la neve che una volta veniva però si ghiacciava, restava là, invece adesso con le temperature che hanno cambiato cosa, nevica, poi si scioglie e viene giù tutta quanta. Grazie Diego.